Buonasera ai nostri a amici da tutti. casa, benvenuti a un altro appuntamento delle nostre ricette a Scottadeo. Questo percorso, diciamo, è questo matrimonio che continua tra i piatti della tradizione padovana, sposati con l'abbinamento del vino Durello, Certo. Lessini. Allora, oggi, cara Bianca Rosa, mi go fame. Go Ecco. fame, go voglia, ed è un primo piatto che mi cava a fame. Cosa Ecco, mi hai e pensato di ora fare mi ho preparare? pensato di fare un primo piatto, sì, di tradizione, ma un poco rinnovato anche, che mettiamo qualcosetta Perché di qui diverso. alla Montanella di Arquà Petrarca, Petrarca, la tradizione è di casa. certo, però qualche volta gli aggiungiamo anche qualcosa di innovativo per renderle un attimo diverso, anche un po' più appetibili, perché quagaina e ragù di quagaina normale si È buoni tutti. dappertutto. a caso di Againa Di Againa Padovana. E ora stasera, Tanto riconoscerla che stasera ecco sì, Againa Padovana si riconosce dal ciuffo. Sta qua appena sa parrucchiera, si è fatto una bella messa. E anche e a sega depilare tutta quanta. E noi altri avevamo ciapà e avevamo spolpà, a parte però avevamo preso dei finferli Finferli. e li avevamo cotti in tecia con poco di prezzemolo, aglio e olio. Tra e l'altro un po' questo di è il sale. periodo che proprio anche sui nostri colli Finferli se ne cata. Se che ne trova senza problemi. E ora avevamo ciapà la nostra gaina e avevamo tagliato cheti. Su una tecia te metti un po' di cipolla, de sedano, de aglio e te fai scotare un attimo, te che metti pezzettini di againa Sì. e ti fai andare per 40 minuti, 45 minuti. Passare quei 45 minuti te puoi bagnarla con del vino, secco, quindi un altro caso bianco secco, però no, sto giro te usi il bianco secco per cucinare, per cucinare, per quindi cucinarla, facciamo perché, cottura. perché dopo con i finferli acciappa un gusto un po' diverso, ora il vino bisogna cambiarlo per l'abbinamento. Va bene il durello anche per la cottura? Durello va benissimo, anche per la cottura e naturalmente anche come l'accoppiamento con il piatto, perché naturalmente facendo lo stesso vino sulla ricetta si usa anche poi sul... Bene. Allora, Ecco, torniamo qua alla preparazione. torniamo qua. Quando che la gaina si è cotta, che sontemo i finferli che avevamo cotto precedentemente, a parte la mattina che abbiamo fatto i tagliadee con la farina e gli ovi. Tagliadei fatti in casa. casa, rigorosamente. Fate a mamma, che no, a no, nonna, questa zia? questa l'ho fatta mia. Una volta però mia mamma e faceva qua mescola. Proprio tira qua mescola, mia fa solo una volta all'anno. perché Bianca, gli vuoi mia tanto tutte tempo. quante femmine che ha il tempo, si può andare al supermercato oppure Trovare, al oppure ci sono negozio. anche tanti negozi che fa Pasta pasta fresca. fresca e trova dei buoni tagliadei fatti in casa fresche. Qua gli cucina e gli condisce con il ragù di gaina e finferli. Un po' di formaggio grana sopra. Un bel così, piatto e a fine del ricco, mondo. gustoso, che Eccolo è una qua. delizia del palato. Poi Tito che hai preparato e che hai messo anche il marchio per far Il marchio capire di gaina, che Againa se quea. che è quella padovana. Caro Giorgio, questo piatto vuole essere, diciamo, irrorato di un buon vino. Il Durello è importante, è un vino abbastanza giovane, tanto è vero che la denominazione d'origine parte il primo vino DOC, è partito nel 1988, ha naturalmente sopportato da delle persone, erano 33 produttori, sono messi insieme, hanno fatto un consorzio e naturalmente poi è venuta anche la denominazione d'origine. Il fatto che invece che adesso da 33 sono 1500, quindi denota questo successo di questo prodotto. È un vino naturalmente che ha una caratteristica particolare, questa di avere questa bella acidità che lo caratterizza e che l'ha reso famoso e conosciuto soprattutto per l'esportazione, perché era un vino che avendo questa buona acidità si prestava alla spumantizzazione, tanto è vero che viene esportato verso la Germania, verso l'Olanda e verso altri paesi, perché era un vino che durava nel tempo e si naturalmente prestava all'utilizzo per la spumantizzazione. Adesso naturalmente i produttori hanno capito che possono farlo anche loro, possono fare un buon prodotto anche loro in casa e allora stanno facendo dei prodotti molto buoni. Infatti siamo contenti di essere, diciamo, in portavoci di questo ottimo sposalizio
E cosa dici Abbiamo tu? scelto il metodo Eccolo classico, qua. naturalmente. Lo assaggiamo E brindemo. e vi diciamo subito Perché, com'è. come che dice i nostri produttori, Durello, tutto un altro bere. Invece noi altri qua sui colli diciamo chi che lavora Magna, e che chi non lavora magna magna e e beve. beve. E Durello, sempre. sempre. Quello che abbia capito.